Un benvenuto a tutti i lettori di mattoscacco.com. Oggi andiamo a vedere una nuova partita commentata giocata fra due grandissimi giocatori. Al bianco abbiamo Goldberg, mentre col nero abbiamo il grande e ineguagliabile Botvinnik. Si giocò una partita inglese. Le partite inglesi sono quelle che aprono con C4, ovviamente poi molte volte si può anche rientrare in altre continuazioni, per esempio con D4 diventa un gambetto di donna. Contro C4 come si risponde? Si può rispondere con C5 andando comunque a chiarire la situazione e si entra così in una variante simmetrica dove i giocatori giocano cavallo C3, cavallo C6, G3, G6, cavallo F3, cavallo F6, proprio esce una partita molto piatta. Se si gioca per esempio E6, invece si vanno veramente a chiarire bene le intenzioni, perché dopo cavallo C3, D5 e a questo punto, dopo un cambio per esempio, il nero si trova molto bene perché poi difenderà il pedone con D5. Se il bianco non cambia, costringiamo praticamente il bianco ad entrare in un gambetto di donna con la difesa classica. Quindi E6 è molto buona. Non di rado si vede giocare anche la spinta E5 molto aggressiva, oppure si può giocare anche D5 direttamente, oppure una che ritengo delle migliori è cavallo F6. Perché è una delle migliori secondo me? Perché cavallo F6 è una mossa molto versatile. Noi adesso stiamo a guardare cosa fa il bianco in modo tale che poi possiamo gestirci meglio, ecco. In base a quello che giocherà il bianco, noi possiamo adottare un sistema piuttosto che l'altro. Infatti cavallo F6 è la mossa che giocò Botvinnik, cavallo C3, C5, entrando così nella famosa variante simmetrica. Pedone G3, D5, colpo di sorpresa, il nero intende subito demolire il centro. C per D, cavallo e alfiere G2. Ora c'è il cavallo in presa. Dove si può mettere questo bel cavallo? In F4 non si può, in E3 non si può, in C3 sembra buona se il bianco cattura col pedone in D, ma se cattura col pedone in B, in un primo momento può sembrare che il bianco sta male perché ha questo alfiere chiuso, ma ovviamente in un secondo momento segue la spinta D2, D4 con una buona posizione. Quindi la cattura in C3 non è neanche molto buona. In B4 non serve a nulla, in B6 va in una posizione piuttosto passiva come nella Lekin, in F6, quindi in F6 si ritorna nella casa madre e può andare bene, ma Botvinnik lo rifilò in C7, una mossa che credo che a nessuno sarebbe mai venuta in mente di giocare. Egli stesso commentò che questa mossa la giocò perché era una continuazione che utilizzava spesso il grande Rubinstein. Tuttavia, in futuro si accorse che questa mossa non è neanche sufficiente per ottenere la parità, insomma è una mossa sbagliata. Cavallo F3, cavallo C6, arrocco. Questa continuazione, secondo Botvinnik, è piuttosto passiva per il bianco. Sarebbe stato molto meglio giocare, per esempio, in questo modo. Dopo cavallo C6, donna A4, mettendo subito la donna in attività, alfiere D7 e donna E4. Non essendoci il cavallo in F6 che controlla la casa E4, perché non andare a prenderla con la donna che messa al centro crea veramente molti casini e per il momento non è attaccabile da nessun pezzo bianco, quindi sembra veramente una buona posizione. Tuttavia la partita andò con arrocco alla settima mossa e 5.
Con E5 il nero va a impostare una struttura pedonale, un gioco che praticamente è la difesa siciliana variante dragone a colori invertiti, praticamente. Ora, la strategia del bianco può essere quella di giocare pedone D3 con lo scopo di manovrare cavallo da F3 va in D2 che poi va in C4 tenendo così comunque una buona posizione. Ma il bianco giocò diversamente, pensò quindi di giocare in B3 per poi fianchettare e avere comunque entrambi gli alfieri in fianchetto che secondo me col bianco non hanno molta efficacia. B3, alfiere E7, ora il nero pensa ad arroccare, alfiere B2, arrocco, torre C1, F6. Ora cerchiamo di capire che cosa può giocare il bianco. Può giocare per esempio la mossa cavallo E4 andando a minacciare il pedone in C5 oppure anche la mossa cavallo A4. Tuttavia questa mossa non avrebbe spaventato il nero perché dopo B6 e dopo il sacrificio in E5 il nero non avrebbe temuto più di tanto di aver perso la qualità, anche perché comunque si poteva continuare molto tranquillamente, ecco. Anzi, secondo i calcoli sta meglio il nero, i calcoli di materiale. Quindi questa mossa di cavallo in A4 non preoccupava il nero. Cavallo E1, continua così la partita. Alfiere F5, andando a posizionare l'alfiere in una buona posizione e andando a togliere tutta questa diagonale al bianco. Cavallo A4, cavallo A6 andando a proteggere questo punto e cavallo in C2.